A questo punto dobbiamo ringraziare la Giunta Galeano che, non esponendo la bandiera, ci ha fornito un assist formidabile per la proposta di questa nuova legge. Probabilmente è grazie a questo simpatizzante della Lega di Preganziol se il Veneto potrà avere presto una nuova legge sull'esposizione della bandiera regionale fuori dagli edifici pubblici. È lui che si è accorto dell'assenza della bandiera della Regione Veneto fuori dal municipio, stimolando un'interrogazione al sindaco da parte del consigliere comunale Giampaolo Moino. Polemiche politiche a parte, dal giorno dopo la bandiera del Veneto era ricomparsa al suo posto, ma intanto i leghisti di Preganziol avevano interessato di alcuni aspetti della legge regionale il consigliere Riccardo Barbisan, da qui l'avvio ad una modifica della legge. La legge precedente era abbastanza farraginosa e necessitava di modifiche. Con la nuova legge, che per ora è una proposta di legge, prevediamo l'obbligatorietà dell'esposizione della bandiera fuori dai municipi e anche chiediamo ai comuni che godono di contributi della Regione di apporre delle targhe che ricordino questo contributo sulle opere per cui la Regione ha concesso dei soldi. Insomma, da Preganziol parte la riforma di una legge regionale. La bandiera è un simbolo, non è un simbolo di un partito, ma è il simbolo di tutti i veneti, e per noi i veneti sono tutte le persone che abitano il nostro territorio e noi è da tempo che siamo i difensori di questo territorio.